riconoscimento di questa sera. Allora, ottiene il diploma di maturità al Liceo Maffei di Verona e successivamente si laurea in economia e commercio all'Università di Bologna. Appassionato di musica, scacchi e botanica, entra nel mondo del lavoro in una società chimica di Verona. Poi nel 1974 fonda a Trevenzuolo la Sogeo, la Società Generale Ossigeno, espandendosi successivamente con un secondo stabilimento a Castelnuovo del Garda. Nel 1987 acquista Villa dei Cedri per farne la sede della Sogeo, adibendola ad uffici direzionali. Nel 1989 pensò di realizzare un impianto generale di irrigazione per il grande parco attorno alla villa, terminato il quale si realizzò un nuovo pozzo per l'insufficienza dell'acqua. Ecco, qui arrivò la sorpresa. Dalla falda usciva acqua calda e non fredda, e fu così che decise di vendere la società Sogeo ad una multinazionale, mantenendo la proprietà della villa per realizzare le terme. 20 anni fa, il 15 agosto del 1997, nasce il Parco Termale del Garda Villa dei Cedri, realizzando nel tempo 2 laghi termali, un centro sportivo riabilitativo con piscina termale e palestra, un centro benessere, hotel, residenze nelle quali si è riuscito a portare l'acqua termale direttamente nelle camere e appartamenti, la serra giardino d'inverno, il ristorante Villa Moscardo, la trattoria e country house Le Palazzole. Villa dei Cedri conta ora 200.000 presenze ogni anno. Siamo lieti di consegnare una statuetta alla figlia Annalisa Nalin, che è amministratrice delegata del parco. La invito a raggiungermi qui sul palco in rappresentanza del papà Vittorio. Annalisa, che impressione fa risentire una storia, no? Che sembra velocissima, ma che in realtà è la storia di una vita? Ho vissuto vedendo mio padre da quando ero bambina crescere, quest'uomo, questo imprenditore. Sì, vorrei dire 2 parole su di lui, purtroppo stasera non è venuto, ho avuto un piccolo malore, e credo che questo premio sia un grande riconoscimento per mio papà, perché lui ha sempre pensato nemo profeta in patria. E lui è stato imprenditore dalla nascita nel sangue, e quando ha visto le varie opportunità della sua vita le ha sapute cogliere. Quando ha visto questa villa e questo parco se n'è innamorato, ha deciso di comprarla, e la fortuna, il destino ha voluto che lui scoprisse l'acqua calda, e quindi in questo modo lui ha deciso di dare una mission alla sua vita. Ha venduto la società ad una multinazionale, la Sogeo, che era la società appunto che gestiva in precedenza, e ha dedicato gli ultimi 25-20 anni della sua vita, ma di più, perché poi era stata scoperta nell'89, quindi stiamo parlando quasi di 30 anni, ha dedicato la sua vita a Villa dei Cedri, al Parco Termale del Garda, e ha visto prima di tutti le possibilità che poteva avere questo luogo, che era un luogo tra l'altro storico. Qui ci sono state tante cose, abbiamo una villa del 1500, la Villa dei Cedri del 1700 era stata poi costruita dai Miniscalchi Rizzo, diventata sede del quartier generale del nord Italia, guidato da Rommel alla fine della seconda guerra mondiale. Quindi questo posto aveva una storia, un'anima. Mio papà l'ha portato, secondo me, a uno splendore nuovo, a uno sviluppo di un nuovo business, ma soprattutto ha reso anche un grosso servizio alla comunità. Ecco, c'è da dire che questa sera noi approfittiamo anche di una cosa, no? Un'occasione per annunciare ufficialmente una novità di cui il parco si renderà protagonista nel 2018, cioè una cosa che ha voluto il dottor Nalin fortissimo, no? Un concorso di bellezza che si chiamerà Miss Terme di Cola del Garda, di Colà del Garda. Di Colà, perché il paese appunto è Colà e Garda, il lago di Garda è vicino al lago di Garda.
Lui è un uomo che ha tantissima energia ancora, tantissime idee. Qui si fa un po' a gara, siccome poi io mi sono unita nella società 4-5 anni fa, adesso c'è la gara chi ha più idee, più innovazione. L'ultima sua, questa degli ultimi mesi, grazie all'aiuto appunto di Enrico Bianchini, è stata quella di istituire un concorso di bellezza, perché comunque questo posto, questo luogo richiama moltissimo la bellezza del territorio, la bellezza della natura, la bellezza delle acque, e quindi mio padre, che è un amante della bellezza, ha pensato anche alla bellezza delle donne. Beh, giustamente, insomma. E quindi nel 2018 c'è questo nuovo appuntamento. Vorrei il presidente del Consorzio Lago di Garda Veneto, Paolo Artelio, per la premiazione. Allora, Presidente, diciamo prima, no, dell'importanza dunque di tutti i soggetti del territorio, e questa è una perla, insomma, in una zona come questa. Sì, questa è veramente una perla, e come dicevamo prima, se il Lago di Garda arriva a questi numeri, che quest'anno abbiamo superato i 14 milioni di presenze, poi queste perle che abbiamo sul territorio di Colà e di Lazise, quindi qua abbiamo il sindaco di Lazise che lui dice sempre che il primo paese con il numero di presenze più elevate turistiche è Lazise, e quindi è grazie anche a tutte le eccellenze, alla bravura ovviamente dei territori, di tutti i sindaci che abbiamo sul lago, e quindi noi speriamo che il Lago di Garda, grazie a questi imprenditori, che sono veramente dei veri imprenditori dove rischiano del loro per portare queste eccellenze sul lago, noi diciamo sempre che non abbiamo paura di nessuno finché dureranno degli imprenditori così, che fanno della bellezza del nostro territorio un business per loro, ma una ricchezza immensa per il nostro territorio. Grazie Presidente, allora è il momento della consegna ufficiale dunque della statuetta.